La Casa del Libro di Pascal Schembri per preannunciare che ci sarà quest'anno la terza edizione del premio letterario Scala dei Turchi di Narrussiello. Anche quest'anno l'amministrazione è vicina a Pascal e promuoverà l'attività. Questa terza edizione, le prime due hanno riscosso un enorme successo e hanno portato non solo molte personalità, ma ci ha aiutato insomma a promuovere il territorio, come diciamo sempre, nella giusta direzione, che è senza dubbio la direzione della bellezza, delle virtù, dei valori, in questo caso della cultura e del progresso. Ho già detto che insomma, abbiamo fatto una convenzione con Pascal Schembri, il quale a titolo gratuito ci ha concesso la struttura per attivare sin da subito un infopoint, per cui la Casa del Libro di Pascal verrà utilizzata non solo per lo scopo per cui è nata, ma anche per fare promozione territoriale. Il comune insomma destinerà delle persone del servizio civile, civico, di vari progetti che abbiamo in essere per questa attività. Direttamente il loco è sulla piazza, quindi grande opportunità anche per l'amministrazione comunale, che riesce ad attivare un servizio a costo zero, e grazie a Pascal insomma per la sua grande generosità e per la sua enorme sensibilità. Detto ciò, ci rivedremo a breve per l'inaugurazione di questa Casa del Libro e anche insomma poi in occasione della presentazione del programma del premio letterario, che già è in una fase di lavorazione. Oggi abbiamo fatto la conferenza stampa per annunciare soprattutto la convenzione che abbiamo fatto tra la Casa del Libro e con la sindaca Sabrina Lattuca e la giunta comunale, che deve essere una cosa molto interessante per l'avvenire. Dopodiché ci sarà martedì 14 maggio l'inaugurazione della Casa del Libro con la presenza di Sua Eccellenza Filippo Romano, il prefetto, il questore, il colonnello De Tullio e tante altre personalità. E infine abbiamo annunciato che ci sarà la terza edizione del premio letterario, che si farà sabato il 31 agosto nella splendida cornice della Scala dei Turchi. Per il momento non diciamo dove, perché vogliamo lasciare un suspense, anche perché siamo in attesa di altre cose come delle sfilate di moda, diciamo, per valorizzare il territorio siciliano e soprattutto la nostra bella Sicilia. Una giornata importante per la comunità di Realmonte, l'apertura della Casa del Libro di Pascal Schembri. Mentre in altre parti chiudono le librerie, Pascal invece ne apre una nella sua città natale. È un fatto positivo, e soprattutto perché richiama attorno all'apertura di questo punto di incontro anche il fatto di avere creato da 3 anni il famoso premio letterario Scala dei Turchi. Quindi è un operatore culturale importante per il territorio, al quale va tutta la nostra stima e il nostro augurio.